Questo servizio è offerto da Coop Services, risorse umane e soluzioni per il territorio. La giuria di giornalisti di carta stampata e TV, guidata da uno dei decani del giornalismo enogastronomico nazionale, Giuseppe Casagrande, ha decretato la vellutata di zucca d'elica con cotechino e sfilatino all'amaretto dell'Osteria San Benedetto di Montagnana, il piatto che meglio rappresenta e valorizza le tipicità del territorio della Bassa Padovana. È successo alla cena di gala Tesori tra le mura, che si è svolta il 15 novembre a Montagnana presso l'Istituto di Istruzione Superiore Jacopo da Montagnana. La serata è stata organizzata da Coop Services. Coop Services si pone come braccio operativo delle istituzioni del territorio, svolgendo un'attività di stimolo, di ideazione, di promozione di idee e di progetti per lo sviluppo del territorio. In questo caso i prodotti della gastronomia del territorio, i prodotti che fanno tanta parte della tradizione, dei valori di questo territorio, che in una qualche misura costituiscono una parte fondamentale dell'identità di questo territorio. La cena è stata preparata dagli allievi delle classi quinte della scuola alberghiera, diretti dagli chef di 3 noti ristoranti locali: Bastia Granda, Osteria San Benedetto e ristorante all'antica ala del Relè Castello di Bevilacqua. I futuri cuochi dell'alberghiero si sono aggiudicati il secondo ed il terzo posto, rispettivamente con il pre-dessert Pere del Medio Adige in composta con sorbetto e con il dolce Nuova Pazientina. Certamente oggi viene data ai nostri ragazzi la possibilità di poter lavorare direttamente a contatto con i grandi chef. Per loro è un'esperienza particolare, un'esperienza entusiasmante, ma penso che un poco di gioia lo acquisiranno anche i grandi chef dai nostri studenti. Credo sia importante cominciare proprio dal momento della formazione dei ragazzi per parlare dei nostri prodotti, per parlare di valorizzazione del nostro territorio tramite i prodotti stessi. La norcineria, come abbiamo già visto in altri momenti, dà sicuramente spazio allo sviluppo anche economico del nostro territorio, insegnando anche attività ormai dimenticate, proprio come la norcineria, ai ragazzi stessi. La cena Tesori tra le mura rientra nel progetto Promozione e valorizzazione della norcineria montagnanese presentato da AGC Veneto e cofinanziato dalla Camera di Commercio di Padova. In Veneto, e non solo in Veneto, il turismo pensato appunto nella forma più allargata, quindi ricezione alberghiera ma l'enogastronomia applicata, il turismo legato alla cultura, alle bellezze architettoniche e anche al turismo legato alla religione, sono il primo fattore economico della regione Veneto, quindi pensare di rimodulare questo in modo da poterlo incentivare ancora di più e sfruttarlo fino a pieno potrebbe essere veramente un volano per il nostro paese in momento di difficoltà. Primo tra tutti i prodotti della norcineria locale è il prosciutto crudo dolce di Montagnana, che durante la cena è stato presentato in modo inconsueto ma originale nei finger food del buffet iniziale. Queste serate servono anche per promuovere sì i nostri prodotti, ma nello stesso tempo perché questi prodotti vengono abbinati a certe pietanze che poi verranno messe nei vari ristoranti a conoscenza dei clienti. I piatti sono stati sapientemente accompagnati dai vini del Consorzio di Tutela Vini Merlara DOC, che hanno ulteriormente esaltato i sapori montagnanesi. Il vino di Merlara credo che negli ultimi 10 anni ha fatto un salto di qualità veramente fantastico. Abbiamo ottenuto la DOC appunto 10 anni fa, è una DOC giovane, però nonostante la sua giovane età è riuscita a conquistarsi una fetta di mercato e non ultimo saremo questo fine settimana insieme con l'altro prodotto d'élite del nostro territorio che sono i prosciuti alla fiera di Budapest. Tema della serata non solo i tesori enogastronomici, ma anche i tesori nascosti e spesso dimenticati dei beni artistici. Infatti, durante la cena si sono svolte le operazioni di spoglio delle schede voto per salvare un'opera d'arte, raccolte nell'ambito di tesori sconosciuti e vini ritrovati nel cuore del Veneto. Iniziativa promossa dai consorzi di tutela e dalle strade del Vino Arcole, del Lessini Durello e del Merlara, in collaborazione con i comuni ospitanti per la valorizzazione del territorio. Il dipinto di Palma il Giovane, Madonna con Bambino e Santi, custodito all'interno del Duomo di Montagnana, è stato scelto come bene culturale da restaurare con i proventi delle degustazioni.
L'anima benefica della serata è emersa da un altro prodotto tipico, il pane biscotto, preparato dalla cooperativa dei detenuti nella casa circondariale di Vicenza. Il pan biscotto è un prodotto tipico della zona, del territorio, proveniente proprio dal giacimento, anche se è di tradizione vicentina. Per il pan biscotto che ci sarà in questa serata è prodotto eccezionalmente nel laboratorio della casa circondariale di Vicenza, dove ci lavorano 4 persone. Nell'evento è emerso come il territorio montagnanese sia ricco di peculiarità enogastronomiche meritevoli di essere messi in evidenza. Diciamo che vanno un po' scoperti, perché mentre altre regioni italiane sono riuscite a far scoppiare qualche prodotto a livello nazionale e anche internazionale, il Veneto, in particolar modo il padovano, dove siamo adesso, qualche prodotto nascosto ce l'ha, bisognava tirarlo un pochino fuori, perché in Italia la cucina padovana non è molto conosciuta. I prodotti però ci sono, perché io ho fatto un lavoro per la Camera di Commercio appunto per 5 anni e ho trovato delle cose bellissime sia a livello di salumi, di piccoli produttori, sia a livello di formaggi e soprattutto a livello di allevamento di pollame. Primo fra tutti direi qui a Montagnana sicuramente il prosciutto. Il problema è quello di valorizzarlo al meglio, cosa che per vari motivi anche sconosciuti ai più non si riesce a fare. Siamo sempre secondi a qualcuno e comunque prosciutti che sono ottimi non riescono a decollare a livello di scelta del consumatore. Poi tutti i prodotti dell'agricoltura, dalla gallina padovana, tutti i prodotti dell'orto. A ricordo della serata è stato consegnato ai cuochi un piatto di ceramiche estense finemente decorato a mano, ideato da Ginetta Mazzucato, docente dell'Istituto Ferrari di Este e realizzato da Este Ceramiche Porcellane, una delle più antiche manifatture d'Europa. Da ripetere questa serata, a cui hanno partecipato un'ottantina di persone tra autorità, giornalisti e operatori del settore, all'insegna dei tesori enogastronomici montagnanesi, dove le tipicità locali, fornite proprio dai produttori del territorio, sono state lavorate e presentate dalle sapienti mani dei protagonisti della ristorazione, che hanno saputo valorizzarne gusto e sapore. Cosa scriverà la stampa enogastronomica, visto che questa sera erano presenti tanti giornalisti del settore su questa serata? Direi che non potranno che scriverne bene e questo è un buon auspicio per il momento di crisi che stiamo anche attraversando.